Questa è la seconda edizione del corso di autodifesa personale, come ha detto Roberta Bonafè, ed è stato da voi richiesto proprio, visto il successo dell'anno scorso, abbiamo avuto tante richieste di farlo anche quest'anno e l'abbiamo fatto grazie all'aiuto di Alto di Terra, che è qui rappresentato da Luciana Milani, che è la volontaria e la socia dell'associazione Alto di Terra, l'avvocato Mischiatti. Qui c'è anche l'assessore Capanna, che è l'assessore allo sport, quindi è totalmente integrato. E questa edizione, cioè questo corso di autodifesa personale, si inserisce in un progetto che l'amministrazione comunale, appunto grazie all'apporto anche di Alto di Terra e di Adriatica LNG, che è sempre preziosa la sua collaborazione, i suoi contributi, e in questo progetto più grande, che è quello appunto di tutela della donna e di lotta a quella che è la violenza contro le donne in questo periodo in cui sappiamo bene cosa sta accadendo. È un corso che l'anno scorso ha avuto un tale successo che quest'anno hanno dovuto giustamente ripeterlo per consentire a chi non aveva partecipato l'anno scorso di partecipare anche quest'anno. Quindi benvengano corsi di questo genere, ma non bastano, dobbiamo anche lavorare sul piano culturale, dobbiamo promuovere una cultura del rispetto, insegnare ai nostri figli e alle nostre figlie a rispettare gli altri, dobbiamo insegnare il valore dell'uguaglianza e a combattere gli stereotipi di genere. Io sono Monica Mischiatti, sono uno degli avvocati dell'associazione Alto di Terra. Insieme a me ci sono anche degli altri professioniste, psicologhe, pedagogiste e neuropsichiatre, delle volontarie. E tutte insieme speriamo di aiutare le persone che sono vittime di violenza. Lo facciamo tramite lo sportello, ricevendo le telefonate delle persone che sono per l'appunto vittime di violenza e coordinandoci con le forze dell'ordine, ricevendo queste persone o solo avvocati oppure avvocati accompagnate con psicologhe eccetera, dipende dalla situazione che ci si presenta, e poi abbiamo così avuto questo pensiero, ossia oltre che dare tutela a livello legale e psicologico anche una tutela proprio a livello materiale con questi corsi di autodifesa, sperando di prevenire quella che può essere la violenza.